Ciao ragazze e ragazzi, al live Nonela D'Urso, Taylor Megha e Antonella Elia, le donne più discusse della settimana. Argomento messo in discussione è il calendario di Taylor Megha, fatto apposta contro la violenza delle donne. Ecco che si scatena la guerra. Antonella fa delle affermazioni poco carine nei confronti di Taylor Megha. Fare le foto per soli uomini e illudersi di fare qualcosa contro la violenza sulle donne è una contraddizione pazzesca, afferma la Elia. Taylor parte con la difensiva e l'attacca ricordandole che queste foto le ha fatte anche lei. Ma poi il dibattito tocca dei toni di una bassezza unica. Taylor, riferendosi ad Antonella, le dice: se dovessi rifarle adesso, ti consiglio di depilarti la prossima volta, non è carino farlo con il pelo. È vero, va di moda rasata, replica la Elia. Poi precisa che tra le sue foto e quelle di Taylor c'è una differenza abissale. Taylor ha devoluto tutto all'Associazione contro la violenza delle donne. Questo è un gesto che Antonella Elia definisce una compravendita, perché il suo scopo è quello di farsi notare il più possibile nei social, visto che lei è un influencer. Contro la violenza delle donne non bisogna esporre le proprie nudità e precisa Antonella che dovrebbe esporre il cervello, la parola, l'intelligenza e l'umanità. Taylor afferma che sta combattendo la violenza delle donne e con il ricavato del calendario le sta aiutando. Ma Antonella di certo non si arrende, non conclude così il suo discorso e con accesi botta risposta gli dice: tu non aiuti nessuno, stai solo aiutando i ragazzini a farsi le pippe. E come dargli torto? Sono senza parole un argomento così delicato come la violenza sulle donne trattato con tutta questa leggerezza. Lascia solo tanta amarezza. Nonostante il dibattito non si sia svolto con eleganza, io sto dalla parte di Antonella Elia, che secondo me merita proprio un applausone. Voi cosa ne pensate? Commentate pure. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!